In questo video voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta da una persona che mi segue da diverso tempo su YouTube, o sui miei canali, insomma, social, Instagram, Facebook. È una persona che segue anche le mie pratiche somatiche o psicosomatiche per il dolore. La domanda è questa: se soffro di dolori persistenti nociplastici, posso comunque andare a farmi fare dei massaggi o dei trattamenti comunque manuali per dare un sollievo al mio dolore? Alessio, cosa ne pensi, qualora non dovessi fare questi massaggi o questi trattamenti osteopatici su di me? Cosa succede se non li faccio? Cosa succede se li faccio? Quindi qual è il lavoro che devo fare quando i sintomi sono così tanto alti, dove veramente voglio solo che una persona mi faccia un massaggio? Questa probabilmente è una domanda che ti sarei fatto anche tu e mi sono fatto anch'io per molto tempo in passato e ho sempre cercato adesso di non essere troppo estremista sulle risposte, però è importante che tu sappia questo: se soffri da dolori persistenti, nociplastici, sappiamo che per definizione è nociplastica, ovvero dato da un sistema nervoso ipersensibile. Per definizione qui non c'è nessun danneggiamento, non c'è nessun problema strutturale nel corpo, perché le diagnosi ci dicono che non c'è qualcosa di grave, quindi non c'è nessun tumore, non c'è nessuna infezione. Siamo comunque indolori, sentiamo comunque dolori molto intensi. Il massaggio non è un problema, il problema è cosa pensi che il massaggio ti fa o ti faccia. Se pensi che il massaggio ti risolve una problematica, non serve. Se pensi che il massaggio in quel momento ti dà un supporto per respirare un po', perché il dolore è talmente tanto intenso che non riesci proprio a sopportarlo, in quel caso il massaggio forse serve. La problematica qui non è tanto fare o non fare il massaggio, ma pensare che ci sia qualcosa dall'esterno che ti aggiusti. E questo, se è così, diventa molto dipendente. Anche se tu mi dirai, sì, lo so adesso che il massaggio non mi dà un supporto a lungo termine, ma me lo faccio perché preferisco fare il massaggio che prendermi una pillola. E ci sta, però in questo momento stiamo usando il massaggio semplicemente come una pillola. Quindi meglio non farlo, perché il nostro mindset, almeno quello che penso io, è un mindset in quel momento di scarsità, un mindset che dice se non faccio qualcosa, qualcosa di peggio succederà. Invece di dire questa è un'opportunità, sì, sento del dolore, però è un'opportunità per dire ok, il mio cervello, guarda, sono in questo stato, non devo fare assolutamente nulla, non devo cercare di fare una meditazione per portarlo giù, non devo fare assolutamente nulla in quei casi, non devo fare nulla, puoi semplicemente stare sul divano e attendere che questi dolori vadano giù. È vero, potrebbero esserci dell'escamotage come un piccolo antinfiammatorio per farti andare a dormire la notte. Quindi sì, la priorità è in quel momento dare espressione a quel dolore, a quel sintomo. Se questa espressione, questo sintomo è troppo alto che non ti fa andare a dormire, va bene prendere un antinfiammatore, va bene prendere un supporto esterno, ok, qualsiasi esso sia. Però domani quando ti alzi e il sintomo magari è un po' più giù, fai la pratica. E la pratica è quella meditativa, la pratica è quella quindi del tracciamento somatico. La pratica quindi è quella del ritornare al movimento fisico, anche se quel giorno i dolori sono tanti. E quando dico tanti vuol dire che li senti e non pensi di non riuscire a far nulla. Pensi di non riuscire a fare neanche un giro della casa o dell'isolato perché i dolori sono alti. E qui io invece ti dico e ti invito a semplicemente fare un 10% di quello che dovevi fare oggi dal punto di vista di movimento fisico. Quindi magari sei una persona che piace lo yoga, ma in quel momento, in quel giorno non te la senti perché i dolori sono alti. Semplicemente metti giù il tappetino,
è già il fatto di mettere giù il tappetino, è già una pratica, no? Eh, ti stai andando a portare dentro un qualcosa che ti può dare una mano. Già il fatto di mettere giù il tappetino, questa è già una pratica, no? Quindi spero di averti risposto, almeno la persona che mi ha scritto sul devo farmi massaggio? Sì, no, se non me lo faccio, cosa devo fare? Non devi fare assolutamente nulla, perché pensi che se fai qualcosa, allora il sintomo va giù. In quel momento che hai i dolori molto forti non c'è nulla che puoi fare, nulla. Devi attendere che questi dolori ritornano a diciamo, un'intensità tollerabile da fare una meditazione, da fare un tracciamento somatico e continuare quindi a muoverti, ok? Questo è una maratona, non è uno sprint, quindi se ti dico non fare massaggi, non è perché voglio che la persona masochista pensa, "Ah, ok, questa persona deve sentire tutto il dolore che può, perché è l'unico modo per veramente risolvere una problematica. No, non voglio questo, ma non voglio neanche che tu diventa dipendente da terapie manuali, che purtroppo in Italia molti ne sono dipendenti. Uno perché è un programma, un processo di questo tipo che ti invito a fare, di consapevolezza, di lavoro su di sé, è un lavoro molto lungo, ma è l'unico lavoro che conta. Quindi se ci sono delle escamotage, delle scorciatoie, queste scorciatoie sono quelle delle terapie manuali, delle terapie strumentali. Ieri una persona mi ha chiesto se lo stimolatore midollare potesse essere una opzione per persone che soffrono di fibromialgia. E la mia risposta è, secondo te, uno stimolatore midollare va veramente a farti scoprire degli aspetti interiori di te, che sono quelle proprio le radici di tutto? Se pensi che lo stimolatore midollare sia semplicemente un'emergenza, ha un dolore atroce che stai sentendo adesso, e l'unica cosa che puoi fare per abbassarlo leggermente e respirare sia lo stimolatore midollare, va bene, ma non sarà quello che ti porterà fuori da tutto. Quello che ti porterà fuori da tutto sarà il capire prima che ci sono veramente delle radici emotive a tutto ciò che stai sentendo e di esporti su queste radici emotive attraverso la pratica della meditazione, la pratica della scrittura espressiva, la pratica dell'esposizione al movimento fisico graduale, non dico vatti a fare la maratona. Quindi il lavoro e la pratica qui è interna, non è esterna. La pratica esterna, quando dico pratiche esterne, dico terapie manuali esterne, massaggi o trattamenti manuali, possono aiutare, ma tu vuoi un aiuto o vuoi risolvere il problema? Questa è veramente poi la domanda. Fatti, fatti, fatti due domande, non solo una. Una, voglio risolvere questa problematica o voglio semplicemente compatire questa problematica? La seconda domanda è, voglio veramente lavorare su questa cosa? Voglio veramente dare il tutto, il 100% per risolvere la mia problematica o semplicemente va bene così come sei e compatire con quello che puoi? Se vuoi veramente risolvere questa problematica, dai il 100% su quello che puoi dare tu dall'interno, quindi esplorazione del tuo mondo interiore. Non necessariamente devi avere uno psicologo per fare tutto ciò, lo puoi fare da solo, da sola con la scrittura espressiva, con la meditazione, con la respirazione e va bene se ci metterai 3 mesi, 6 mesi, un anno per avere un risultato, però quel risultato sai che è lì di fronte a te, sai che con la pratica il risultato arriva, magari non arriva oggi, arriva domani e tu dirai, ma io sono 6 mesi perché pratico, ma veramente? Con quale mindset hai fatto questi 6 mesi? Pensando che qualcuno ti doveva risolvere la tua problematica dall'esterno? Pensando che c'era sempre qualcosa che di grave che non ti hanno mai trovato, magari un tumore, un'infezione? Perché questi 6 mesi sono sicuro che non li hai fatti con quel mindset del io sono ok all'interno. Magari non mi sento ok, però io sono ok all'interno. Non c'è nulla di grave all'interno di me. Sì, c'è dell'ansia, c'è della paura, ma io non sono rotto o rotta.
Cioè non c'è un massaggio che mi può aggiustare, non c'è una pratica fisica che può spegnere questo interruttore. E fin quando non lo capiamo, queste domande del cosa devo fare col massaggio, cosa devo fare con la terapia manuale, devo andare dall'osteopata, non ci devo andare. Fin quando ci sono queste domande è perché probabilmente ancora non siamo pronti al 100% di dire il problema non è fuori, il problema è che mi devo ancora esplorare all'interno e mi sto esplorando e va bene, ok? Non c'è una tempistica a tutto ciò e soprattutto non puoi fare le cose bene, perché non è tanto bene o male come le fai, l'importante è farle, l'importante è fare la pratica. E vi assicuro che fin quando non lasciate andare a ogni aspettativa, ad ogni risultato che vuoi raggiungere con la meditazione, col tracciamento somatico, con la scrittura espressiva, col movimento fisico, fin quando non lasci andare tutte le aspettative che queste pratiche dovrebbero darti, non cambierà nulla. Perché qui stiamo cercando appunto di controllare nuovamente. Tu dirai, io ho lasciato andare veramente tante cose fuori di me, no? Ho lasciato andare il lavoro, ho lasciato andare quello, ho lasciato andare l'altro, ma ti sei lasciato andare tu all'interno? Se mi stai chiedendo che una pratica somatica come la meditazione non sta funzionando, chiediti con quale aspettativa quella cosa vuoi che funzioni, oppure se veramente quella pratica la stai facendo con solo lo scopo di dare sicurezza al sistema nervoso, piuttosto che risolvere istantaneamente un sintomo. Se fai il tracciamento somatico, la meditazione, non lo fai per abbattere il sintomo, lo fai semplicemente per dare un segnale al tuo sistema nervoso centrale di sicurezza, di permesso, di accettazione. Quindi fin quando la tua paura dei sintomi non va leggermente giù, questi sintomi non faranno altro che rimanere lì. E per non avere paura dei sintomi devi capire che questi sintomi non sono danni, non sono dati da problematiche gravi, anche se sono molto molto intense. Quindi tu ti potrai chiedere come è possibile che sento così tanti dolori nel mio corpo, però il mio sistema nervoso è ok. Quando dico che è ok, non vuol dire che non è danneggiato, vuol dire che non c'è un danno. Quante volte ho sentito persone che mi dicevano, ma io soffro di fibromialgia. Probabilmente sono le piccole fibre che non vanno, danneggiate, la neuropatia delle piccole fibre. Allora se c'è la neuropatia delle piccole fibre, vuol dire che c'è qualcosa di danneggiato. Questo è l'ego nostro che sta cercando sempre qualcosa che non va strutturale. Questo fa parte di un percorso di protezione del nostro cervello. Quindi tu dirai, ma se c'è quello, allora cosa devo fare? Devo risolvere questa neuropatia delle piccole fibre. Qual è la soluzione oggi in Italia sulla neuropatia delle piccole fibre? Qual è? Farmaco? Terapia del dolore? Cos'è? Qual è? Sempre soluzioni esterne, invece di dire, ma invece di focalizzarmi sulla neuropatia delle piccole fibre, perché non mi focalizzo sulle radici veramente del sintomo, con quei fattori sociali e psicologici che il sintomo ha? Invece di tornare sempre sulle stesse uniche problematiche, quelle corporee, quelle dell'accorciamento di un muscolo, quella dell'infiammazione di un muscolo, quella della borsite, quella del malfunzionamento, della malocclusione delle mie mandibole, un problema di disallineamento del mio bacino, un problema di malmessa del mio piede che magari è piatto e quindi da lì mi crea una problematica sullo gluteo. Fin quando troviamo tutte queste cose che per carità ci sono nelle diagnosi, no? Quindi se ci sono è perché esistono, ma se non capiamo che queste sono magari solo conseguenze di una problematica più interna, esempio la postura chiusa, quante volte, quanti terapisti sento scrivere a persone su Instagram, sui social, devi fare posturale, tanta, tanta posturale. La persona fa posturale e non migliora. Perché non migliora? Perché il problema non è la postura, il problema è quello che arriva prima di quella postura, ovvero il senso di paura, il senso di isolamento, il senso di tristezza, il senso di non sentirsi abbastanza.
il senso di perfezionismo, il senso di portarsi addosso tanta responsabilità. Quella è la problematica. E non servono tante parole per risolvere questa problematica. Non serve andare tanto dallo psicologo per risolvere questa problematica. Serve capire da dove arrivano questi sintomi, psicoeducazione o neuroscienza del dolore, che è comunque qualcosa che oggi è a disposizione di tutti, di chiunque, gratis. Se solo scrivi dolore nociplastico o neuroplastic pain in English, in inglese, ti vengono fuori una marea di studi scientifici. Se scrivi emotività e dolore, ti vengono fuori tante di quelle cose all'interno della letteratura scientifica. E quindi dici, quali sono le pratiche quindi? Le pratiche sono quelle che spiego da anni sul mio sito web, sul mio canale YouTube. Quindi queste pratiche sono le uniche pratiche che ti servono. Non ti serve rinforzare il gluteo se hai mal di schiena, non ti serve togliere questa rettilizzazione della cervicale se soffri di cervicalgia, non ti serve un farmaco XYZ se hai problematiche di cefalea tensiva. Ti serve capire che c'è un'introspezione da mettere in moto, c'è da lavorare sull'esposizione graduale al movimento fisico e all'emozione stessa, sulla paura, su quelle problematiche, diciamo, che ti porti dietro forse da quando sei bambino o bambina. Non necessariamente devi andare a risolvere un trauma per risolvere una problematica di questo tipo. Bisogna sempre semplicemente avere la consapevolezza che ci sono queste connessioni. Ecco perché nel mio libro, Il potere della consapevolezza, spiego tutto questo e se non l'hai già letto ti invito a leggerlo. Il potere della consapevolezza, adesso è veneziano, lo trovi su Amazon o magari guarda nel link in descrizione e nota cosa succede. E preparati che se è un viaggio lungo, ma è l'unico viaggio che conta. Se non mi credi, insomma, guarda chi l'ha fatto prima di te e, e nota cosa è successo a quelle persone, ok? E cosa puoi perderci? Tempo? Al massimo hai imparato qualcosa, o al massimo hai imparato che c'è qualcos'altro che dovevi fare e non hai preso in considerazione. Va benissimo. Questo è tutto. Spero che queste informazioni ti abbiano dato un minimo di sicurezza o anche una sorta di interesse aggiunto che ti apra quindi un portone lì di fronte a te, che tu possa fare le pratiche che sei invitato a fare, perché l'unica cosa che veramente conta è quanto lavori su di te, non quanto un terapista lavora per te. Quindi non cerchiamo di dare tutta la nostra responsabilità della nostra salute a un terapista esterno, perché neanche io posso metterti a posto, neanche il miglior terapista di questo mondo può metterti a posto. Quindi è inutile che cerchi l'ennesima terapia o l'ennesimo terapista che ti mette a posto se non prendi la consapevolezza che in realtà il lavoro lo devi fare tu e gli altri possono solo guidarti. Quindi ricordati, un massaggio non può guidarti verso il tuo aspetto più interiore. Solo una pratica, se vogliamo psicosomatica, può guidarti a tutto ciò. Quindi il massaggio non è che fa male. Io sono stato un massaggiatore per tanto tempo. Ora molti massaggiatori, molti osteopati mi andranno contro perché dicono: Ma figurati, possibile che tu stia dicendo alle persone di non andarsi a fare un massaggio o una pratica di osteopatia? Non sto dicendoti questo, sto dicendo che se vuoi prendere le scorciatoie, prendile, ma le scorciatoie non esistono. Se invece vuoi lavorare oggi pensando che stai entrando in una maratona e prima o poi arriverai alla fine, fai il lavoro verso di te, dentro di te. Per adesso è tutto, dai. Ci sentiamo al prossimo e ci vediamo al prossimo video. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Ciao!